Amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Venti del Territorio, 29esima edizione della primavera del Conegliano Prosecco, del Conegliano Valdobbiadene del Prosecco, e siamo alla seconda edizione qui a Conegliano con la vicepresidente della Proloco, Monica Dan. Ben ritrovata Monica, piacere di vederti. Mi dicevi poc'anzi a telecamere spente, emozionantissima, che questa è veramente la prima volta che si parte alla grande con questo stupendo panorama, perché abbiamo uno dei più bei panorami della zona del Conegliano, esatto, una location fantastica data dalla natura ma anche dall'arte e dall'architettura di questo splendido ex convento che, se guardate un po' più in alto, riuscite a vedere anche Villa Gera, quindi abbiamo veramente delle eccellenze anche architettoniche della nostra Conegliano. Abbiamo voluto proprio portare la primavera del Prosecco da Piazza Cima, via 20 settembre, portarla all'ex convento San Francesco per dare una rilevanza proprio a questa location. Meravigliosa, fatta tra l'altro in una location unica come è il convento di San Francesco. Devo dire che ci aspettiamo tantissime persone, in più c'è anche la Gravel, che è una grandissima corsa con oltre 1000 ciclisti che percorreranno per 100 km il nostro territorio, patrimonio dell'UNESCO. Meglio di così non poteva andare, un'edizione incredibile. Aspettiamo i numeri finali, ma sicuramente la partenza delle migliori. Grazie. Primavera del Prosecco è Conegliano Valdobbiadene di OCG. Infatti le cantine che sono state interessate, abbiamo spaziato da Conegliano e Valdobbiadene e ovviamente le colline circostanti. Il fatto che ci siano dei produttori di Valdobbiadene ci rende solamente orgogliosi, e comunque 27 cantine hanno dato la loro adesione. Noi abbiamo voluto ringraziarli con una anche esposizione di questo tipo per dare a loro il rilievo che meritano, visto che loro si stanno fidando di noi, e l'unico ringraziamento che possiamo dare loro è un'immagine per continuare ad esaltare queste nostre eccellenze. Un ringraziamento in primis agli sponsor che anche loro hanno creduto in noi e ci hanno supportato, poi ai molti volontari, anche perché noi siamo freschi di rinnovo del direttivo. Per 4 anni avrò una squadra di 21 consiglieri con i quali continuare in questa avventura e cercando di migliorare ogni volta, ogni anno, nella realizzazione della cultura. Monica, che dire, adesso noi intanto salutiamo tutti i telespettatori. Grazie. Andiamo sicuramente a fare un giro per tutti gli stand, per 27, e chissà che qualche bicchiere di prosecco c'è. Assolutamente, anche perché ci sono i sommelier della FISA che hanno giustamente la gestione della parte tecnica del vino, perché noi ovviamente Proloco e direttivo svolgiamo delle attività professionali diverse, quindi la rassegna meritava la presenza di persone specializzate, amanti proprio del vino, e chi meglio dei sommelier FISAR possono spiegarci i vini, farceli degustare, e quindi siamo in buone condizioni. Quindi Monica, che dire, il calice non è ancora arrivato, però noi vi diamo appuntamento per altri 2 giorni. Venite qui a Conegliano, ex convento di San Francesco, per degustare questi ottimi vini del Conegliano Valdobbiadene. Grazie mille a tutti e ci vediamo alla prossima.